Sì, finalmente siamo riusciti a depositare l'avviso di conclusione delle indagini. È stato un lavoro piuttosto complesso perché soprattutto siamo stati condizionati da alcuni problemi di carattere organizzativo, tecnico, che hanno allungato notevolmente i tempi. Comunque siamo riusciti adesso finalmente a depositare l'avviso di conclusione delle indagini che verrà notificato agli indagati e ai loro difensori già credo domani, nei prossimi giorni. Sono stati fatti degli interventi, alcune variazioni diciamo, nelle contestazioni che erano state mosse dalla Procura di Roma. Alcune posizioni per alcune posizioni verrà chiesta l'archiviazione, per altre posizioni invece che riguardano in particolare il Presidente del Consiglio di amministrazione e l'ex amministratore delegato, diciamo, gli importi che erano stati contestati con riguardo, diciamo, alle false comunicazioni sono stati elevati seguendo le risultanze della consulenza tecnica che aveva espletato già la Procura di Roma. Inoltre, oltre ai reati di false comunicazioni agli organi di vigilanza, di aggiotaggio bancario, ho inserito nell'avviso di conclusione delle indagini anche l'ipotesi di reato di falso in prospetto, che riguarda appunto le false informazioni che erano state fornite ai risparmiatori che avevano partecipato all'offerta pubblica di acquisto delle azioni in fase di aumento di capitale nell'estate del 2014.